Onorevole Di Mauro, oggi con la lista Noi con la Sicilia, Popolari e Autonomisti, Schifani Presidente, un progetto politico che continua con quali obiettivi e come sarete presente non solo ad Agrigento ma anche nel Collegio Siciliano? Abbiamo presentato una lista autonomista che si differenzia dalle liste dei partiti nazionali proprio perché riteniamo opportuno continuare un percorso che abbiamo iniziato nel 2006 facendo in modo che ci sia una realtà politica solo siciliana che porta avanti le cose che interessano questo nostro territorio. L'interesse principale è cercare di relazionarsi adeguatamente con il governo nazionale per risolvere uno dei problemi che io considero il principale, è la questione finanziaria. Non possiamo più continuare ad essere maltrattati dallo Stato perché siamo fortemente preoccupati da quello che può succedere dall'approvazione al governo nazionale dell'autonomia differenziata. Siamo d'accordo che ci sia un federalismo, ma vogliamo che soprattutto ci sia l'interesse da parte del governo nazionale a rispettare quelli che sono i principi dell'economia che regge qui in Sicilia e che soprattutto vede nella pubblica amministrazione il principale locatore della spesa. Quindi da un lato sistemare le risorse finanziarie che servono praticamente per garantire l'esistente in questa regione, dall'altro utilizzare a meglio le risorse che proverranno dai fondi del PNRR o dai fondi dell'FSC o dai fondi ancora della Comunità Europea, che sono circa 30 miliardi. È una chiave di svolta per questo territorio, è necessario che la Sicilia sia all'altezza con un governo importante a poter svolgere l'azione che necessita. Ci candidiamo come provincia di Agrigento a svolgere un ruolo diretto nel prossimo governo della regione siciliana e lo faremo anche con altri amici di questo territorio siciliano perché siamo l'unica forza siciliana che ha il diritto di una rappresentanza a prescindere da quelli che possono essere i valori dei partiti nazionali. Ecco, l'appoggio al Presidente Schifani quanto è importante e come sarà determinante anche in caso di vittoria ovviamente per la guida futura della regione? Il Presidente Schifani è un uomo che conosce bene le istituzioni romane, è un uomo che ha contezza di quelle che sono come posso dire, le capacità che il governo nazionale ha di imprimere una svolta in quelle che sono le relazioni con il governo siciliano affinché superiamo questa condizione di isolamento e abbiamo un percorso che metta questa terra nelle condizioni di poter sopravvivere con le proprie risorse. Io sono convinto che Schifani possa essere la persona giusta proprio perché è in grado di tessere una relazione di alto livello con quello che sarà il prossimo governo futuro, che sarà, almeno da quello che si dice in giro, un governo del centro-destra. Noi siamo nel centro-destra, pur essendo una forza autonomista, e quindi giochiamo in casa una partita importante. Ecco, presenterete la lista con i candidati ad Agrigento quando? Presenteremo la lista a breve, comunque a metà dei famosi 25 giorni della campagna elettorale, perché insieme ai colleghi svolgeremo una iniziativa anche di comunicazione programmatica delle cose che vorremmo fare e spiegare anche ai siciliani perché abbiamo chiesto a Musumeci di fare un passo indietro, perché abbiamo ritenuto che ci voleva una svolta in questo momento futuro di governo regionale.